con Giorgia Furlanetto, consigliere di minoranza ad Adria per Fratelli d'Italia. E perché la chiamiamo? Perché c'è una querela che un po' si sta portando avanti da un po' di giorni. Oggi è culminato sul fatto che il segretario comunale, almeno da quello che abbiamo visto e sentito, non ha permesso a voi della minoranza di entrare in consiglio in comune, perché c'era da discutere appunto la famosa questione del senso unico in Riviera. Vorrei saperne di più. Premetto però che avevamo anche cercato di contattare il sindaco per saperlo, però per adesso non ho ancora ricevuto nessuna notizia. Però ti ringrazio anche per la disponibilità immediata e questo mi fa piacere e ti fa onore. Prego, hai il microfono libero, free mic, per spiegarci cosa è successo. Ebbene, è andata proprio così come hai anticipato. Il segretario comunale oggi personalmente è venuto a mettersi davanti l'uscio del comune, davanti le porte del comune, per impedire a me e altri 3 consiglieri di minoranza di poter accedere proprio al comune. Era lui con 4 agenti della polizia locale ai suoi ordini per impedirsi proprio l'accesso all'interno del comune. È bizzarro, e mi limito a dire bizzarro, il fatto che fosse il segretario comunale in persona ad impartire questo ordine e ad essere fisicamente davanti alla porta per impedirsi proprio materialmente e fisicamente anche di poter accedere all'interno del comune, che dovrebbe essere la casa di tutti i cittadini, no? Ecco, ci tengo a sottolineare che i consiglieri oggi presenti erano Paolo Barufaldi, il consigliere Emanuela Beltrame e Massimo Barbuiani. Quindi oggi eravamo in 4. In genere questa è una cosa che capita solo alla sottoscritta, l'abbiamo visto nei mesi scorsi, che il segretario nei confronti della sottoscritta ha utilizzato gli stessi metodi. Oggi l'ebbrezza di essere tenuti fuori dal comune l'hanno potuta assaporare anche altri miei colleghi dell'opposizione. Ecco, però tu sei avvocato, tra l'altro hai lo studio in Riviera, quindi giustamente dicevi perché non posso essere coinvolto anch'io tra i commercianti che protestano, eccetera. Anche a me dà un danno questo, ma questa è un'altra storia. Però ti volevo chiedere, come avvocato, ha il potere un segretario comunale di non far entrare non solo cioè, i cittadini in generale, ma in particolar modo la minoranza? Io credo non rientri di sicuro all'interno di quelle che sono le prerogative del sindaco e del segretario comunale, le cui funzioni e prerogative sono ben altre, non di sicuro quelle di stare alla porta e decidere chi fare entrare o chi permettere di entrare secondo il suo giudizio. Trovo che tutto questo, oltre ad essere veramente paradossale e imbarazzante per lo stesso segretario comunale, sia una chiara lesione di quelli che sono i nostri diritti di consiglieri comunali, e non mi asterrò di certo dal portare questa cosa anche dinanzi ad altre sedi, perché trovo sia gravissimo quello che è successo. Credo sia di una gravità realmente inaudita quello che sta succedendo ad Adria, e mi meraviglio che tutto rimanga confinato all'interno di questa provincia. Ecco, naturalmente diamo diritto di replica anche al sindaco o qualche appartenente all'amministrazione. Quindi le prossime mosse? No, io ti dicevo che al di là del diritto di replica, che sarei veramente curiosa di ascoltare il sindaco in questo caso che cosa da dire, ma tanto te lo posso già anticipare perché ormai le conosciamo le risposte del sindaco, ormai veramente lo conosciamo come le nostre tasche. Noi non eravamo invitati erano solo le attività commerciali che lui ha deciso di invitare, poi si inventerà anche la questione del Covid. Ecco, su questo ti consiglio una cosa, fagli presente che inizialmente quelli invitati oggi erano 8, anche lì non si capisce perché 8 erano invitati all'interno della sala consigliare, dove addirittura siamo in genere molto più di 25. Io ti ricordo che ieri sera c'è stato il consiglio comunale, quindi quella sala questa notte ha tenuto molte più persone, quindi il fatto che ci fosse un limite anche sul numero, già questo insomma la dice lunga su quanto siano bizzarre le norme che a seconda del momento decidono di applicare. Ma ti dico di più, oggi sono entrati solo 4 commercianti, quindi c'era di sicuro spazio per poter accogliere anche i consiglieri comunali che invece hanno lasciato fuori, quindi di sicuro non è per la normativa Covid che ci hanno lasciato fuori dal comune.
Diritto di replica per il sindaco e l'amministrazione, e ti ringrazio naturalmente per la disponibilità. Grazie Leandro, quando il sindaco vorrà confrontarsi io sono sempre disponibile, ti saluto e ti ringrazio per questa possibilità.